Sempre in diretta da radiofusion.it. Ora vediamo un po' se riusciamo a raggiungere telefonicamente il nostro amico Giorgio, che dovrebbe essere già collegato con noi. Giorgio, mi senti? Sì, Matteo, ti sento. Ciao Giorgio. Ciao Matteo, ciao a tutti, a quelli che stanno ascoltando. Come va Giorgio? L'emozione gioca brutti scherzi. Sai, non riesco tutto a trattenermi le lacrime perché una gioia così non si prova tutti i giorni. Non so, guarda, da tanto tempo che sto combattendo per Eleonora e oggi come oggi mi ritrovo ad affrontare quel che speravo di riuscire tanto tempo fa. Però se tutto questo si sta avverando grazie a voi. Sai, è difficile. È difficile a volte cercare delle cose quando qualche persona ha cercato di bloccarvi. Scusami se lo ricordo Matteo, ma tranquillo Giorgio. Vorrei dirlo almeno a quella persona: quando hai cercato di bloccarmi, hai cercato di bloccare mia figlia, ma ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Grande Giorgio, veramente. Un grandissimo ringraziamento a tutti voi, perché vi giuro Dio che non pensavo di trovare tanti amici neanche nella web. Tempo fa ero molto scettico della web, sì. Però oggi però mi sono ricreduto. Torno a dire tutto grazie a voi, grazie scusa se sono ripetitivo, a Birillo, a Cinzia Farris, al gruppo dei Sardi, a tutti Matteo. Guarda, è troppo grande, troppo. Ora però Giorgio devi essere felice, dai. No, quello sì, comunque... diciamo che questo è uno sfogo, diciamo, certo, di felicità. Certo. Che, cioè, è mia figlia, certo, però l'avete adottata in tanti. Chiaro. Questo Matteo, permettimelo di dire, come tornerò da Londra, voglio incontrarvi a tutti. È che guarda, prima Eleonora ascoltava la canzone di qua che gli ha portato Valentina e stava ballando. Diciamo che poi con quella canzone si è tormentata. Adesso non mi ricordo comunque se sto sbagliando, se sia Valentina o se sia Giovanna. Sì. Vabbè. No, guarda. Comunque Giorgio, qua ti salutano tutti, mi stanno scrivendo in tanti anche tramite Facebook. Ti saluta Valentina, ti saluta Giovanna, ti salutano un po' tutti, ti saluta Luigi, Maurizio, tutti quanti. Oggi mi hanno scritto numerosi, mi hanno chiesto di dedicare la trasmissione a te, a Eleonora, a tutti quanti, veramente. E io in questo ve ne ringrazio. E tu Matta, che comunque vedi anche moltissimo anche a Giulio, sì, gli devi dare un grandissimo abbraccio. Assolutamente. Ho avuto anche l'onore di conoscere il papà di Giulio. Sì. Ha preso tutto da papà. Gliene fa onore, perché è un ragazzo che si dedica insomma, chiamiamolo così, al male degli altri per farli stare meglio. Certo. E io ti giuro, lo giuro di fronte a te, cioè, a te e a tutti quelli che mi stanno ascoltando, che se ne sarà bisogno, il sottoscritto contribuirà, cioè, a chi starà male. Mi farò portavoce anch'io, perché oggi mi sto trovando io in questa situazione, domani possono trovarsi anche in altri, certo, situazioni, ed è giusto che io sia stato aiutato, ed è giusto che chi vorrà una mano di aiuto io mi metterò in prima persona. Poi non lo so Matte, poi scusa, tu direi non c'entrerà niente, però vorrei fare io adesso un appello a nome tuo, ma a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Sì. Tempo indietro ho seguito un po' anche la vicenda di Radio Fusion. Sì.
Non vorrei, diciamo, ti giuro, perché ormai è come che abbia adottato anch'io Radio Fusion, che Grazie. che vorrei, diciamo, che se ce n'è bisogno, allora hanno fatto una colletta per la bambina, poi chiederò allora io una colletta, diciamo, per non far chiudere Radio Fusion. Certo, sono due cose totalmente diverse, perché Sì, però la radio a me mi ha aiutato molto. Certo. È una radio, da come la vedo io, non profit, e No. non vedo per quale motivo non debba esistere. Perché Io mi farò in prima persona portavoce anche per te che non chiuda, chiaro, perché è una radio che possiamo ascoltare tutti e fa piacere ascoltarla. certo. Dunque vada contro chi vuole il male, diciamo, della chiusura di Radio Fusion, che tanto non ce la farà, tanto aumenteremo. Nessuno ci chiuderà, Giorgio, tranquillo. Questo è poco mi sicuro. Scusa se mi sono permesso di farlo, ma per me era doveroso farlo, Matteo. Grazie, anzi, grazie. No, ma ci mancherebbe. Perché comunque è una cosa a cui tengo tanto, ne abbiamo parlato i giorni scorsi, stanno cercando di mettere delle nuove tasse, la SIAE ci ha triplicato il costo, e più ci sono altri enti che pretendono diverse migliaia di euro da noi, perché siamo una radio no profit, chiaramente ci sarà molto difficile pagare tutto questo, ma speriamo che con l'aiuto di qualche sponsor, di qualche socio, di qualcuno, riusciamo comunque a mandare avanti questa realtà, Giorgio. Ma tanto guarda, tanto non chiuderà, perché altrimenti da Berillo non ci vai più tu. No, guarda, una cosa è poca ma sicura, il Birillo ci darà la sua mano, proprio. Allora, ma con le pizze ci metto la mano nel fuoco che Birillo comunque è già nostro sponsor e continuerà a esserlo, Birillo. Meglio che vada così. Al massimo ci paga in pizze, però va bene. Beh, è già buono, dai. Almeno diciamo che sempre distribuito non varrà. Esatto. Almeno da mangiare abbiamo sempre, Giorgio. No, guarda, non so, poi su tutto l'altro, io infatti se posso dirlo, Matte, sì. Allora avrò l'aereo giovedì, così lo sanno tutti, perché adesso come adesso non ci crederemo, ma ho 50 persone in chat contemporanei. Qualcuno l'ha messa a fuori perché altrimenti non ce la facevo. Certo. Però per chi mi sente, allora, l'aereo è giovedì 21 alle 20:50. Sì. Se poi vorrà venire qualcuno a salutarci non c'è nessun problema, anzi, se qualcuno vorrà portare la macchina fotografica è ancora meglio, così Giorgio, si può scattare anche le foto, perché altrimenti dovrei portarle dopo 15 giorni. Perfetto, non l'abbiamo ancora detto, ma abbiamo raccolto tutto quello che ti serve oppure manca ancora qualcosa? Diciamo che mancano all'appello 250 euro, ma bene o male poi il lavapiatti per 15 giorni là. Dunque, non mi guasta, anzi. Perfetto, mi rimette in attivo. Diciamo che quello che manca adesso, ora com'era, è il lavoro, poi sì. Su tutto l'altro mi auguro che la cosa vada molto diversamente. Adesso speriamo vada bene tutto per Eleonora, poi comunque cerchiamo anche di fare anche un appello, qualcosa anche per avere un lavoro, un posto stabile anche per te, Giorgio, perché chiaramente non è solo il problema adesso, certo in prima fila c'è il problema di Eleonora, però comunque sì, dopo, se tutto, speriamo, incrociamo le dita, tutto vada bene, comunque serve un lavoro affinché si possa vivere in maniera dignitosa, perché è essenziale comunque questo. No, ma infatti, guarda, io comunque in questa situazione mia, sì, ora con me c'è il problema di Ale, però in questa situazione mia vedo tanti papà, lo so. ti giuro che se avrei avuto un lavoro mai poi mai certo. avrei disturbato voi, certo. Perché a volte tu mi insegni che a volte quando fai qualcosa col tuo sudore hai tutta una soddisfazione, senza nulla togliere agli altri, per carità, però quando fai qualcosa di tuo hai tutto un orgoglio, la stanchezza è primis, però allo stesso momento quando sai, arrivi a casa stanco, ti sei fatto quella giornata e dici caspita, anche oggi ce l'ho fatta a portare un boccone a casa, però non si sa se si continua ad andare avanti così, certo. se si riuscirà a portare un boccone. È chiaro. Diciamo, io mi auguro, guarda, adesso non voglio tirarlo sul politico, però
se questi qua, questi amministratori, io parlo sia da livello comunale fino in su, se non si svegliano, non so dove potremo andare. Chiaro. Perché qua ci sono tanti papà, tante famiglie che si stanno inginocchiando con questa crisi, chiamiamola che ci sia anche una crisi, però quando non si fa proprio niente, anche dalla parte politica non si arriva mai a nessun posto. E io mi auguro, guarda, che si svegliano, perché io adesso sto andando su a Londra per la bambina, però allo stesso momento farò lavapiatti, ma non ti negherò che comunque se riuscirò a trovare un lavoro come torno in Sardegna poi mi ristabilirò, ritornerò a Londra se sarà necessario per lavoro. Perché io ho un futuro ai miei figli, glielo voglio dare. Certo. Qua se continua così non ci sarà né un futuro per me e neanche un futuro per i bambini. Certo. Poi se facciamo parte anche di un gruppo di sardi emigrati e sappiamo tutti perché comunque i sardi emigrano fuori, perché qua il lavoro scarseggia, quindi se fuori si riesce a trovare un lavoro è giusto purtroppo emigrare. No, ma infatti, anche a malincuore, però purtroppo se qua non riusciamo ad andare avanti, molti di noi sono costretti a emigrare fuori. Beh certo, torno a dire, quello che è malinconico è che noi abbiamo una bella Sardegna, potremmo vivere certo. diciamo di tutto e di più, però per colpa di chi ci governa siamo costretti ad andare a emigrare. Con mal dispiacere che non siamo attaccati troppo alla nostra terra, con malincuore, quando ce la ricordiamo, diciamo, è così. Io mi auguro che questi politici, torno a dire, basta con le promesse, e che promesse fasulle, ma che questa volta si alzino realmente, scusando la frase, il culo dalla sedia, certo. E facciano realmente il proprio lavoro. Ma non perché lo sta dicendo Giorgio Azzoli, perché è il problema della figlia, ma perché lo dice uno che non si sente tutelato, diciamo, dalla classe politica, sia comunale, regionale e nazionale, di tutti di più, capito? Sì. Mi auguro che facciano realmente qualcosa. Ce lo auguriamo tutti, Giorgio, questo. No, ma infatti, anzi, guarda, faremo di tutto affinché questo avvenga, perché come sai stiamo provando anche noi come gruppo a inserirci in questo discorso e cercheremo di fare il possibile. No, ma infatti, guarda, io un giorno comunque ti vedrei candidato sindaco, Sarebbe bello il sindaco che va a mangiare da Birillo. E dove lo trovi il sindaco del Sardo? No, ma infatti, perché poi la seduta si fa direttamente da Birillo, non al comune. Vabbè, Mauri, adesso, tu immagini che c'è davanti al nostro presidente. Lo salutiamo anche a Maurizio. Anche a Maurizio, che anche lui ha fatto tantissimo, si è speso, diciamo, con una forza indescrivibile. Principalmente viene ringraziato da parte di Eleonora e da parte di tutti noi, ma anche Valentina, anche se ogni tanto ho visto che ti stuzzica, però è una brava donna. Valentina è un po' birichina, è un po' birichina, è la nostra mascotte, diciamo, ma lei, Giovanna, Antonietta, Irene, diciamo, ma tutto il gruppo comunque, perché guarda, si è quasi arrivati a 4.000, ma sono uno più stupendo dell'altro, guarda. Sia nel gruppo, ma non solo nel gruppo di noi sardi, ma anche su Radio Fusi. Io sto girando un po' tutto sulla web, diciamo, è tutta un'altra vita nel senso di persone che c'è un cuore, c'è ascolto, cose che mai mi sarei aspettato. Io ero una persona scettica sulla web, però a volte le persone se li credono. Certo. E mi auguro, Mate, scusa se te lo ridico, mi auguro che quella persona che aveva tentato di tagliarmi le gambe tempo indietro, mi auguro che si sia ricreduta e che quello che stava facendo un papà per la figlia, che lo stava facendo a testa alta e con tutto il cuore. Guarda Giorgio, tu devi farlo per te e per tua figlia, lasciar stare la gente comunque ti ha messo bastoni tra le ruote, farlo solamente per lei e per voi, per la vostra famiglia, perché comunque quello sì, guarda, se stai a guardare chi ti ha messo il bastone fra le ruote e altro, poi finisci a pensare troppo a queste cose, invece bisogna farle per se stessi, per tua figlia e per tutti voi. No, ma infatti, quello è vero, Mate.
Va bene, dai, un saluto a tutti Matte. Giorgio e mi raccomando. Ringrazio, e una buonanotte a tutti gli ascoltatori. Va bene Giorgio, dai, ti ringrazio e ci sentiamo e ancora tanti auguri. Ok, grazie Matteo, grazie Ciao. a tutti voi. Perfetto, grazie, ciao Grazie. Giorgio.